avanti dedicata alla vaccinazione, quella di oggi in provincia di Treviso. All'ospedale Cafoncello si sono verificate code ed assembramenti con i nervi a fior di pelle. Diverse persone non prenotate si sono imbucate, altri sono arrivati con largo anticipo, così il direttore dell'ULSS Benazzi spiega le code di oggi all'ospedale. A Ponte di Piave invece tutto liscio nella nuova maxi sede vaccinale al Palanzanello, ampi spazi e grande parcheggio ne faranno l'unico centro aperto anche di notte. Pasquetta blindata per le norme anti-Covid, centinaia di controlli da parte delle forze dell'ordine ma poche sanzioni. A Valdobbiadene sabato 10 giovani multati durante un picnic abusivo. Nella seconda Pasquetta in lockdown i trevigiani hanno rispettato le regole, niente scampagnate, Treviso vuota e deserto, le aree picnic sul Piave. Grave incidente domestico a Campea di Miane, un anziano è rimasto ustionato paraccendendo una stufa, la prognosi è riservata. A tradirlo è stato il desiderio di trascorrere le festività pasquali con i parenti. Latitante nascosto in Spagna, arrestato dai carabinieri a Treviso, deve scontare 5 anni per bancarotta e ricettazione. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. È stata una Pasquetta, quella di oggi, per molti dedicata alla vaccinazione in provincia di Treviso, mentre a Ponte di Piave veniva aperto il nuovo centro vaccinale per l'Opitergino Mottense. Al Cafoncello si sono verificate code ed assembramenti. Vediamo. Code da fare, basta. Quanto ha aspettato? 10 e tre quarti fino adesso. 2 orette, dai. 2 orette circa. Ospedale Cafoncello, la mattinata della Pasquetta per molti trevigiani è trascorsa in coda, fuori e dentro al presidio ospedaliero in attesa della vaccinazione. Attese anche di 2 ore, 3 ore, nervi a fior di pelle, tanto che si è reso necessario l'intervento di carabinieri e polizia locale. Non è possibile che uno che ha l'appuntamento all'1:15, l'1:20, arrivi e si trovi tutta sta fila davanti. Cosa è successo? Sono capaci di metterci in fila, ci danno una prenotazione, ma è tutta una cosa fatta molto alla Carlona. Dispiace. Che faccia manco casino e chi trasmette la situazione qua che ha veramente. E questa è la situazione oggi. Quello che ha dato maggiore fastidio è stata l'attesa all'interno, nei corridoi dell'ospedale. Avevo la prenotazione alle 10:24, adesso sono le 13:20, quindi 3 ore praticamente. 3 ore sono tante, senza possibilità di sedersi, di fare niente. In coda anche l'ex assessore di Treviso, Ofelio Michelan, che la prende però con filosofia. Penso che se ci si arrabbia non risolviamo niente, dobbiamo stare pazienti, allineati e quando tocca il nostro turno ci siamo. Questo dobbiamo fare. Quanta attesa pensa le toccherà? Circa un'ora, un'ora e mezzo. Il Comune è intervenuto potenziando l'assistenza attraverso i volontari della Protezione Civile. Noi siamo in turno da stamattina alle 7:30, c'è stato un massimo flusso verso le 9 e abbiamo dovuto gestirlo in emergenza con più personale, ho dovuto chiamare altri uomini in supporto, il supporto dei carabinieri, della polizia locale, in quanto le persone erano un po' delicate da dover gestire, e poi che abbiamo fatto intervenire anche le panche e l'acqua per la distribuzione. Probabilmente sono stati concentrati in poco tempo tantissimi utenti che stiamo comunque cercando di soddisfare nella maniera più rapida possibile. Ai cittadini chiamati dal SISP si sono aggiunti quelli che nelle scorse ore hanno prenotato autonomamente il vaccino sul portale regionale, e questo può aver inciso sull'affluenza. In questo momento, visto comunque la necessità, abbiamo aumentato sia il numero di medici che il numero di personale infermieristico, insomma, per il punto vaccinale. Questo appunto per dare, insomma, una velocizzazione in tutto il processo. Ecco. Dopo l'una la situazione si è andata normalizzando. Era stato un momento di intoppo, ma può succedere a chiunque. Tutto bene, gentili, veloci, molto professionali. L'apparato potenziato è stato tuttavia mantenuto anche per il pomeriggio, non potendo escludere nuove ondate. È la situazione del Cafoncello esaminata dal direttore generale dell'ULSS Benazzi, secondo il quale la colpa dell'ingorgo di stamattina è stata dovuta a troppi imbucati, persone senza prenotazione che si sono messe in coda pur non avendone titolo.
Tutto regolare nelle prenotazioni. A causare le lunghe code di questa mattina al Cafoncello sono stati quelli che senza mezze misure definisce imbucati. Il direttore generale del LULS 2, Francesco Benazzi, ricostruisce l'accaduto e non va per il sottile. Saremo costretti, dice, a chiedere ai cittadini di stampare il modulo di prenotazione e portarlo con sé e farlo verificare con attenzione dai volontari della protezione civile che fanno accedere i cittadini, molti dei quali continuano ad arrivare in largo anticipo rispetto all'appuntamento, e questo peggiora le cose. Sede vaccinale che Benazzi ha determinato a eliminare l'ospedale. Stiamo però ragionando con Damaso Zanardo nella Pagnonsin per fare appunto questo drive-in in modo tale da alleggerire il Cafoncello. Quindi il Cafoncello resterà solo per determinate patologie e partiremo col drive-in, quindi sicuramente il Cafoncello sarà alleggerito. L'andamento dei contagi è buono, l'RT è a 0,98, ma da martedì si torna in zona arancione. Da mercoledì riaprono le scuole e Benazzi chiede agli studenti massima attenzione perché dice dai ricoveri arrivano segnali preoccupanti. Oggi abbiamo avuto una cosa stranissima, abbiamo un ragazzo di 33 anni che stranissima, un ragazzo di 33 anni che si è ricoverato e 2 di 40 ieri, quindi vorremmo insomma dire ai ragazzi state attenti. Dosi di vaccino, questa mattina alle 9 sono arrivate 24.000 dosi di Pfizer. Mercoledì si attende una fornitura importante di AstraZeneca. La campagna vaccinale può riprendere vigore. E riparte sicuramente con una potenzialità di, facendo i conti, 4-5.000 vaccini al giorno, e quindi comunque continua e non ci sarà, ci auguriamo, più interruzione. È chiaro che però se dovessero arrivare più vaccini andiamo meglio, perché così potremo ovviamente partire anche con un paio di drive-in importanti, quindi Treviso e Castelfranco, intanto il Melody, e poi se serve fare anche una sede che potrebbe essere anche Ponte di Piave come notturno. E a Ponte di Piave invece tutto è filato liscio nella prima giornata di vaccinazioni nella nuova sede dello Pitergino Mottense, il palazzetto dello sport. Sara Anzanello. Dall'ex Foro Boario di Oderzo, dove si proseguirà a effettuare solamente tamponi, al palazzetto dello sport Sara Anzanello di Ponte di Piave. Si è spostato qui il centro vaccinale di riferimento dello Pitergino Mottense, con i comuni del comprensorio che hanno adottato nelle proprie strutture le associazioni sportive di Ponte per consentire al palazzetto di trasformarsi. Si sposta come una staffetta sostanzialmente, e questo proprio perché l'azienda sanitaria ha ritenuto anche di ampliare anche il numero poi dei soggetti che saranno qui vaccinati. Tutti presenti alla prima giornata sindaci, direttore generale del LULS 2 e anche i genitori di Sara Anzanello, campionessa di volley a cui il palazzetto è intitolato. Come diceva Sara nel suo libro, siamo qui per lottare, non dobbiamo mai mollare e dobbiamo crederci sempre, e penso che questo sia oggi più che mai attuale. Mi sembra molto ben funzionale, molto ampio, con anche spazi per l'attesa in situazione di comfort per l'utenza, e soprattutto una capacità di poter fare grandi numeri anche in questa zona del territorio. Struttura dai grandi numeri che potrebbe ospitare vaccinazioni anche nelle ore serali e notturne. E penso che possiamo arrivare tranquillamente a 1500 vaccini al giorno. L'altra novità è la modalità di accesso. Oggi partiamo anche con il sistema di prenotazione regionale del portale, per cui sono persone convinte di volersi vaccinare, si sono prenotate autonomamente e sono veramente molto convinte dell'opportunità che gli viene data di vaccinarsi, ma anche del dovere morale che ognuno di noi ha di vaccinarsi. Sta funzionando molto bene, anche prima una signora mi ha detto che ha fatto la prenotazione per 10 suoi amici e amiche, quindi anche questo aiutarsi, no? La rete dell'aiuto delle nostre comunità sta dimostrando che sta funzionando e sicuramente darà ottimi frutti da qui al proseguo. E soddisfazione tra gli anziani che per primi hanno sperimentato questa mattina il nuovo centro vaccinale. Cosa ne pensa di questa sede? Lei di dov'è? Che di Motta di Livenza, che è meravigliosa, è un'organizzazione stupenda. Non ho atteso neanche 2 minuti né col dottore né per il vaccino. Molto veloci, bravi e anche gentili. E lei qui con la prenotazione via portale? Sì, l'ho fatta telematica, sì.
E come si è trovato? Bene. Dal portale. Anche lei è andato tutto liscio? Sì, guardi, ho fatto sabato e oggi tutto a posto. Chi aveva prenotato? Qualcuno per lei o lei stessa? Ho prenotato io, è stato facilissimo, prenotato, ho trovato lo spazio, puntuali. Sua figlia ha prenotato per suo marito, è un sollievo venire qui a fare la vaccinazione? Sì, anche perché mio marito è cardiopatico, quindi diciamo era un po' a rischio. Aspettava questo momento? Insomma, ultimamente sì, perché vedevo che i contagi aumentano e allora mi ero un po' preoccupata all'inizio. No, giorni addietro, però adesso sì, ci tenevo a farlo. Questo vuol dire che finalmente sono contenta e vedo un po' di luce in fondo di poter finalmente riabbracciare più avanti almeno i miei figli, i miei nipoti, che fino adesso dobbiamo stare sempre a distanza, insomma, ecco. Io questo messaggio lo vorrei rivolgere a mia figlia. Perché le ha prenotato sul portale allora l'appuntamento? L'ha procurato sul portale, sì. E stamattina sono venuto lunedì di Pasqua a 74 anni e sono contento di averlo fatto, insomma, ecco. Pasquetta blindata per le norme anti-Covid, centinaia di controlli da parte delle forze dell'ordine, ma poche sanzioni. I trevigiani hanno per la maggior parte rispettato le regole. Lungo le principali arterie della provincia, nelle località tradizionalmente più gettonate per gite e picnic, con pattuglie in auto ma anche con l'elicottero. Anche nel giorno di Pasquetta sono stati oltre 200 i militari appartenenti ai comandi dell'Arma della Marca impegnati a vigilare. Non solo per la verifica delle prescrizioni anti-Covid, ma anche in generale per fornire sicurezza proprio sulle strade, quindi controlli in città, controlli anche in provincia, nella zona dei Piave, nella zona collinare, in modo soprattutto da così fornire sicurezza, dare supporto alla popolazione in questo momento sicuramente difficile. Carabinieri impegnati nei controlli, come disposto dalla prefettura per tutto lungo Ponte Pasquale. Centinaia le persone controllate da sabato ad oggi. Sono state elevate diverse sanzioni, 3 per guida in stato di ebbrezza e perché i conducenti circolavano senza giustificato motivo. Altre 10 multe sono state elevate a Valdobbiadene nei confronti di altrettanti giovani che senza mascherina e senza rispetto delle distanze facevano un picnic sul greto del Piave. Sono stati identificati una decina di giovani nella zona di Valdobbiadene che in effetti si erano riuniti, si erano assembrati in violazione a quelle che sono le prescrizioni, però ripeto si tratta di casi isolati. Mi piace invece evidenziare come proprio la nostra centrale operativa qui del Comando Provinciale Carabinieri di Treviso rappresenta un punto importante di ascolto dei cittadini. Molti cittadini chiamano il 112 proprio per avere informazioni. Molte le telefonate giunte oggi alla centrale operativa dei Carabinieri, soprattutto richieste di informazioni sulle norme da rispettare in questi giorni, ma anche chiamate di anziani soli in queste giornate di festa. Mi riferisco molto spesso anche alle telefonate di persone anziane, magari che vivono da sole e che appunto magari cercano anche solo la possibilità di un piccolo dialogo con i nostri operatori e quindi una parola di conforto, ripeto, in questo momento difficile dal quale speriamo presto di poter uscire. E per la stragrande maggioranza è stata una Pasquetta in casa a Treviso. Qualcuno in mattinata è uscito per fare 2 passi sulle mura o negli spazi verdi, più sportivi, una corsa ma senza che la polizia locale rivelasse criticità. Queste immagini si riferiscono alla città nel pomeriggio, sia in centro, in Piazza dei Signori, che lungo il PUT, ripreso dalle telecamere di videosorveglianza comunali. Intere aree sono completamente deserte, a riprova che le indicazioni sono state rispettate per questo ultimo scorcio di zona rossa. E Pasquetta senza picnic, gite fuori porta, deserto sul Piave. Sono io. Devo dire che i cittadini e anche gli avventori magari degli altri paesi, tenendo conto che appunto siamo in zona rossa, si sono comportati molto bene. Noi abbiamo fatto i controlli esattamente come tutti i comuni rivieraschi, ma alla
alla luce dei fatti forse non sarebbero nemmeno serviti, perché davvero si sono comportati tutti molto bene. All'ora di pranzo dall'area picnic sul Piave a Spresiano il sindaco della Pietra persino si stupisce del preciso rispetto delle regole dei cittadini. Qui, uno dei luoghi più gettonati per le scampagnate e merende all'aperto, non c'è nessuno, nemmeno a passeggiare, e la stessa situazione si è riscontrata oggi in tutti i comuni rivieraschi, mete tradizionali dei picnic di Pasquetta prima del Covid. E anche per strada oggi venendo qua non c'era praticamente nessuno, e anche i Pra dei Gai che normalmente facciamo la fortaia, oggi sinceramente non ho visto nessuno. È chiaro che la voglia di uscire, di andare a passeggiare, ma ho visto per esempio nelle nostre piste ciclabili a Salgareda molta gente passeggiare, però distanziati con mascherina, non ho visto assembramenti, questo lo posso escludere. Tutto tranquillo, nessun problema eclatante. I controlli ci sono stati per tutta la giornata, ma i cittadini hanno rispettato le direttive. Sono fuori sia la polizia locale che anche le forze dell'ordine, che ringrazio, e anche tutti i volontari che hanno messo fuori i cartelli dicendo appunto del divieto di assembramento. È fondamentale che rispettiamo le regole per uscirne fuori più velocemente da questa situazione. ISRA, assieme alla comunità di Sant'Egidio, ha donato 60 pasti a domicilio oggi giorno di Pasquetta ad alcune persone in difficoltà. Un gesto, comunica la direzione dell'istituto, che vuole essere un messaggio di speranza e ricordare che nonostante le difficoltà c'è sempre qualcuno che non si dimentica delle persone meno fortunate anche durante le festività. Ed in questi giorni di festa un imprenditore trevigiano ha donato tramite il sindaco Mario Conte 50 colombe agli anziani ospiti dell'ISRA. Pasquetta al mare ora nelle seconde case, ma davvero in pochi oggi sono andati in spiaggia. Intanto gli albergatori iesolani sperano nella prossima stagione estiva, anche se al momento le prenotazioni sono molto poche. La spiaggia praticamente deserta, qualche residente o proprietario di seconda casa in passeggiata sul lungomare. La zona rossa di Pasquetta, a cui si è pure aggiunto un sostenuto vento di bora. Ecco come si presentava oggi pomeriggio l'Arenile di Jesolo nel secondo lunedì dell'angelo dell'era Covid. Di turisti e gitanti della giornata festiva nemmeno l'ombra. Qualche albergo, poco più di una decina, ha già aperto i battenti, ma la maggior parte è ancora in attesa di capire come evolverà la situazione sanitaria, con tutte le conseguenze anche occupazionali che questo comporta. Qualche prenotazione per l'estate comincia ad arrivare, ma si tratta ancora di numeri molto bassi rispetto all'era pre-Covid. Le prenotazioni stanno arrivando con il freno a mano tirato, devo dire. Io ho appena guardato, prima di collegarmi, una statistica sul nostro benchmark di Costa Veneta. Come Costa Veneta oggi il campione ci dà circa un 15% di prenotazioni inserite nel periodo che va da maggio a settembre, quindi numeri molto bassi per il periodo. Normalmente a questa fase avremmo il doppio, se non almeno il triplo delle prenotazioni. Di queste solo il 20% è di italiani, l'80% sono di stranieri che forse stanno dando più fiducia al nostro paese di quanto non facciano i connazionali. È pur vero che normalmente i flussi dall'Italia sono un po' più sottodata, prenotano con un pizzico di anticipo in meno, però sono numeri ancora molto bassi. E dalla costa veneziana gli albergatori vedono come una pezza mal cucita la decisione del Ministero della Salute di prorogare la stretta sui viaggi all'estero fino al 30 aprile. Abbiamo sempre parlato che l'incubazione fosse almeno di 10-14 giorni, adesso ne facciamo 5 di quarantena, quindi fino ad oggi abbiamo fatto dei giorni in più che forse non servivano, o forse questa è una pezza che, come si suol dire, è peggio del buco. È stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Cafoncello di Treviso un 90enne di Miano, è rimasto gravemente ustionato questa mattina nella sua abitazione di Campè a causa di un incidente domestico. L'episodio in via Rossini intorno a mezzogiorno, con l'anziano che probabilmente nel tentativo di accendere una stufa è rimasto ustionato in diverse parti del corpo. È stato il figlio a dare l'allarme, sul posto l'ambulanza che ha consegnato il paziente all'equipaggio dell'elisoccorso trasportandolo al Cafoncello, dove i medici stanno valutando un eventuale trasferimento al reparto grandi ustionati di Padova. Doveva scontare quasi 5 anni di carcere, ma era latitante in Spagna. 53enne arrestato alla vigilia di Pasqua dai carabinieri, era tornato in Italia per trascorrere le festività con i parenti.
Tradito dalle festività pasquali che voleva trascorrere con i parenti, è stato arrestato dai carabinieri nei pressi di Treviso un 53enne di origini siciliane, ricercato da tempo. Su di lui pendeva un ordine di cattura per una condanna a quasi 5 anni per bancarotta fraudolenta, ricettazione ed altri reati commessi in passato nelle province di Treviso e Vicenza. I carabinieri erano da tempo sulle sue tracce. L'uomo, secondo una prima ricostruzione, aveva trovato rifugio all'estero, probabilmente in Spagna, dove stava trascorrendo la latitanza fino al sabato santo, quando, per il desiderio di trascorrere le festività pasquali con i familiari, ha fatto rientro in Italia, ma ad attenderlo al posto dei parenti ha trovato i carabinieri. Pubblicità, ora ci rivediamo tra poco con altra cronaca dalla provincia. E rieccoci in studio con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Incidenti in montagna stamattina attorno alle 11. La centrale del SUEM ha allertato il soccorso alpino delle Prealpi trevigiane per una donna scivolata in località San Giovanni in un bosco a Bigolino durante una passeggiata. 7 soccorritori hanno raggiunto la donna, 69 anni, di Valdobbiadene, che nella caduta aveva riportato un trauma alla gamba. La signora è stata imbarellata e sollevata per una decina di metri dalla valle alla strada e quindi portata all'ospedale di Montebelluna. Ieri la lunga maratona di Pasqua di Antenna 3 per tenervi compagnia in tutta la giornata di festa. Tra i posti visitati ieri nel corso della nostra diretta anche uno dei luoghi più suggestivi di tutta la Marca trevigiana, l'abitato di Rolle, incastonato come un gioiello nel cuore delle colline del Prosecco, scoperto, amato e cantato anche dal poeta Andrea Zanzotto. Chi è che veniva qui a passeggiare con la luce a cavallo e trovava ispirazione? Beh, il sommo poeta Zanzotto. Zanzotto amava questi luoghi, qui ci veniva spesso e aveva delle amicizie importanti. E aveva coniato una frase che è rimasta dappertutto, viene citata, la cartolina degli dei. Rolle viene definita la cartolina degli dei di Zanzotto. Sulla cima, che tronca a balaustra e in unico fulgore aperto illustra tutto lo spazio, ecco, leggiere geometrie. 3 palazzetti, 3 case, un campanile e 3 osterie. Vedila, impavida e quasi severa nel suo dolce proporsi a schiera, con tutti i soccorsi di fini diciture sparse di mutismi e misterini ben dissimulati. Indubbiamente il sommo poeta amava venire, e una volta ho avuto l'onore anche di accompagnarlo nell'oliveto dei miei genitori e per lui diceva che questa era la principale rivoluzione, rifrequentare questi luoghi. Qui la viticoltura eroica vuol dire tanta fatica, su e giù per i terrazzamenti, per i gradoni e poi la biodiversità. Qui è stata salvaguardata la biodiversità. Pensatevi che nel 2019 Rolle è stata insignita del premio Mazzotti proprio per aver salvaguardato la biodiversità e per aver recuperato l'antico lavorar. E da Rolle di Cison alla Rocca di Asolo, altro meraviglioso posto della Marca trevigiana visitato ieri nel corso della nostra lunga diretta. Assieme al sindaco Migliorini vediamo i lavori di restauro che saranno visitabili dal pubblico non appena la situazione sanitaria lo consentirà. Il sindaco ci ha dato l'autorizzazione, apriamo la Rocca per i telespettatori di Antenna 3. Perché apriamo la Rocca? Perché, sindaco, qui avete fatto una ristrutturazione importante che purtroppo causa Covid poca gente ancora ha visto. Assolutamente, a giugno 2019 l'abbiamo riaperta dopo 2 anni di intervento di restauro con una nuova scalinata di accesso al camminamento. Nicoletta vi fa vedere che cosa si vede perché Asolo è la città dei 100 orizzonti. È la città dei 100 orizzonti perché da qualsiasi parte allunghiamo il nostro sguardo, in particolare in giornate limpide come oggi, riusciamo a vedere tutta la pianura padana fino a Venezia, i colli Eugani, i colli Iberici, il Monte Pasubio, il Monte Grappa, tutta la pedemontana del Grappa, tutte le colli asolani, nonché poi spostandoci anche il Montello e un tratto del Piave. Ecco, devo dire che voi avete fatto questa importante ristrutturazione perché sia percorribile a tutti. Esatto, come vedete alla mia sinistra sono stati ricomposti tutti i melli che erano stati danneggiati, è stato risistemato il camminamento, è stata rifatta la scala di accesso
con la speranza che i vostri telespettatori, i nostri concittadini, i cittadini del Veneto e del Triveneto quanto prima possano venire a trovarci a vedere la bellezza della città dai 100 orizzonti. La rocca è millenaria, sì, ma ancora di più, andiamo indietro nel tempo, perché subito dopo l'epoca romana era il vero cuore di Asolo, cioè noi siamo nella cima del Monte Rico e alle tue spalle si vede la cima del Monte Rico, e qui è nata Asolo, che poi è stata spostata nell'attuale Asolo che conosciamo. Giornate pasquali in compagnia degli alpini e dei loro canti tra inni e incoraggiamenti di speranza e solidarietà. Amici miei, sempre pronti a dar la mano, da vicino e da lontano, questi sono gli amici miei. Giornate pasquali in compagnia degli alpini e dei loro canti, tra inni e incoraggiamenti di speranza e solidarietà. In questo periodo di Pasqua stiamo portando il nostro servizio presso il centro vaccinazioni di Villorba, quindi c'è l'organizzazione dei nostri uomini per dare il supporto al servizio di vaccinazione. Il gruppo Alpini Città di Treviso della sezione ANA di Treviso sempre a fianco della gente e delle sue richieste. Noi come sezione abbiamo donato all'UR 500 colombe che sono state devolute a tutti quanti quelli che hanno fatto il servizio in ospedale. Inoltre anche il nostro gruppo Alpini qua di Città di Treviso, in collaborazione con l'ADAR, lei ha visto un uovo di Pasqua all'interno, abbiamo donato una cifra anche all'ADAR. Gli alpini sono partiti, mostrano la forza ed il coraggio della nostra gioventù. Per le prossime ore è previsto vento forte in Veneto, sia nelle valli che sulla costa, con raffiche di bora, anche sulla pianura limitrofa e sulla pianura sud-orientale, con attenuazione nel corso del pomeriggio di domani. Per questo la Protezione Civile ha decretato la fase operativa di attenzione su zone montane, pedemontane, costa e pianura, proprio per vento forte. Ci salutiamo quindi vedendo nel dettaglio quelle che sono le previsioni del tempo per le prossime ore. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Il meteo. Montagnier Marmi, fornitura d'avanzali coibentati per cappotti. Bentrovati al meteo. Nuova offensiva invernale. Martedì 6 aprile infatti la tendenza meteorologica sarà per un tempo spiccatamente instabile e un brusco calo delle temperature. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto giornata alquanto variabile, possibili precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio nelle prime ore della giornata. Dal pomeriggio fenomeni in esaurimento con spazi di sereno più ampi verso sera. Temperature come detto in ulteriore calo, minime tra 1 e 6 gradi, valori massimi invece compresi tra gli 8 e i 12 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui avremo inizialmente piogge diffuse, col passare delle ore sarà più asciutto e anche soleggiato. Temperature minime tra 3 e 4 gradi, massime fino a 7-10 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, qui le piogge cesseranno già durante la prima mattina, quando la giornata poi risulterà via via più soleggiata. Temperature minime intorno ai 4 gradi, massime fino ai 10 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Montagnier Marmi, fornitura d'avanzali coibentati per cappotti.